Una sorta di Natale al contrario, quello proposto dal progetto Do Ut Des, giunto a conclusione, e allora scopriamo perché. Nel giallo furgoncino del Natale al contrario, i balocchi non si comprano, si regalano e, pensate, sono stati a loro volta regalati. La gioia nel cuore, la capacità di riciclare in modo solidale nell'animo, ecco che a Padova in questo caldo Natale 2019 prende forma il progetto Do Ut Des, io do perché tu dia, per dirla alla latina. Associazioni, persone di buona volontà e l'amministrazione comunale di Padova che ha creduto nell'iniziativa e reso possibile la magia. Abbiamo raccolto un sacco di doni e sono arrivati tantissimi libri, tantissimi oggetti di vario tipo. Una prerogativa erano doni belli, abbiamo richiesto doni belli, sono arrivati doni belli e importanti. Questo furgone è diventato, come dire, una specie di casa di regali dove le persone vengono, se li scelgono aperti e il progetto Do Ut Des glieli impacchetta perché sono regali da regalare. Tutto fatto tornare a nuova vita a partire dalle decorazioni in questo angolo dell'Arcella, tappa finale di una ventina di punti di raccolta finanziati dal bando Vivi il quartiere. Una vera e propria buffata di regali frutto di uno sfrenato shopping solidale, tanto che il furgoncino è quasi vuoto, ma il progetto non si ferma qui. A Natale, come dire, c'è questa specie di apice del consumismo, ma Do Ut Des è un progetto, è una testimonianza di un sentimento che è diffuso ed è un sentimento che va molto al di là delle festività natalizie, che coinvolge tutti e in qualsiasi momento e in qualsiasi posto. E a Padova grande successo per questa edizione di Canta Natale. Pensate, in 4.000 hanno preso parte al grande coro per i bambini della pediatria. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Riparati da ombrelli colorati e da berretti di Babbo Natale, migliaia domenica mattina hanno partecipato al Canta Natale, l'evento solidale nato per portare un sorriso ai piccoli pazienti della pediatria. Nonostante la pioggia battente, in 4.000 si sono dati appuntamento in Prato della Valle per poi incamminarsi fin sotto le finestre dei reparti della pediatria, dove in coro hanno intonato Feliz Navidad in una versione riarrangiata dagli organizzatori dell'evento. Tantissimi cittadini, famiglie, bambini, ma anche i volti noti delle istituzioni in prima fila, il sindaco Giordani, anche lui con l'immancabile cappello di Babbo Natale, e poi l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarini e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor. Tanti bambini ricoverati che si sono affacciati dalle finestre felici di ascoltare un coro tutto per loro. Ad emozionarli ancora di più l'arrivo a sorpresa dei supereroi acrobatici che si sono arrampicati sulle pareti della pediatria. Ora, per il prossimo Natale, i bambini malati attendono il regalo più importante, l'avvio del cantiere della nuova pediatria. E questo è davvero il senso del vero Natale. Ancora tanti auguri a tutti voi, arrivederci.